portate a seconda situazioni, ma avevamo un pensamento particolare per tutti quelli che patino come noi questa situazione. Volevamo portare un nostro sostegno a tutti gli attori culturali, a tutti i commercianti che un po' anche apre il commercio. Vi mandiamo un nostro abbraccio di cuore, un nostro sostegno e vediamo di tenere forti che la situazione forse andrà di meglio, speriamo soprattutto, non mi capisco quello che è. Ci sperare. E poi ci ha pensato di noi a tutti quelli che stanno a Monti a 6 ore, cioè entri in casa dopo travaglio, non si può mangiare, non è più una vita, Non è più una vita, non cornuti, è un bulo, non c'è più cornuto da radio, non c'è più cornuti. C'è più sangue da radio. Io voglio mangiare, non c'è più ristorante, non c'è più nulla. Come da Papa Pasquale senza andare a mettere i piedi sotto la tola a mangiare? Allora poi ciò che non devi tutti all'entrata di supermercati e onde c'è Radio Mickey, no, non c'è mica di No, mica no. E che tutti gli attori culturali onde sa, a Leclerc, a Carrefour, a Auchan, a Betaput, a tutto al teatro, in tratta di appari qui. Andiamo tutti giusto appunto a fare teatro, perché la vita è un teatro, ma senza ripetizioni. Allora, buona giornata a voi tutti, tenete forti, siamo con voi, a vederci. Anche i cornuti, eh? Anche cornuti, mica nomi.